Pronti, eccoci qua. Allora, come promesso prima, adesso qua ci troviamo a Liebenfest, A casa del nostro amico Siegfried. Siamo appena usciti più o meno 20 km da Klagenfurt. Siamo appena usciti dalla chiesa. Abbiamo appena assistito a una sorta di benedizione del Sabato Santo, che per loro è una tradizione peraltro molto bella e molto sentita, Sì. perché tutto il paese, praticamente tutte le famiglie del piccolo paesino di Pulst, che si trova proprio qua sopra, che è molto bello, si ritrovano al mercato, comunque nelle macellerie locali, a prendere tutte queste robe la buonissime, serie che adesso vedrete di insaccati, salame, e di queste prosciutto cose, e vengono portate Wurster, nella piccola chiesa di Pulst, dove vengono anche benedette. dove vengono benedette, e con queste carni e cibo benedetto c'è anche il pane, ci sono anche altre cose. Tutte cose per cui il mio si viene colesterolo a sta casa. facendo la ola. Questo è il prosciutto, intanto. Adesso noi Che dovremmo però è assaggiare. benedetto, quindi è benedetto, quindi è doppiamente buono, ha detto Siegfried. E con queste cose tutti vengono a casa e assieme festeggiano si festeggia la domani Pasqua, a la Pasqua. preparazione della Pasqua di domani. E in più ci hanno detto che, almeno il nostro amico Siegfried ci ha raccontato che domani mattina alle 5, anziché come da noi la nostra veglia pasquale che è Alle stasera, 9 di sera, alle 10 di sera, dipende dalle chiese, qua loro si qua la usa fanno domani mattina alle 5 della mattina, si c'è la svegliano e sveglia, si ritrovano tutti. la Ci ha Pasqua di raccontato risurrezione, veramente. che veramente tutti partecipano, una cosa molto sentita. È una Alle delle 5 della poche mattina. cerimonie che viene veramente Assolutamente sentita sì. da tutto il Alle paese, 5 come della il nostro mattina, e questo, come potete Natale. vedere, Ecco, questo, aspettate che... Questo è tutto il cibo che adesso lui sta preparando e affettando. Andere Schinken, vedi, questo è un altro tipo di prosciutto, questo è Siegfried che lo vede. Adesso noi ci sacrificheremo per provarlo per voi e dopo vi faremo sapere com'è. Ciao! ciao!